Il Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Vittorio Veneto è la scuola che insegna a comunicare con oggetti, segni e parole. Si articola in 5 distinti indirizzi triennali che si scelgono dopo aver frequentato il primo biennio comune. Gli indirizzi sono architettura e ambiente, arti figurative, audiovisivo e multimediale, design, grafica. L'indirizzo di design a sua volta si compone in disegno industriale, design della moda, design del gioiello. Il biennio comune del liceo artistico offre una formazione che valorizza sia l'apprendimento critico che l'acquisizione di conoscenze e competenze multidisciplinari e contribuisce a far sviluppare e maturare la creatività e la progettualità dello studente che si sente portato per il campo dell'arte. Accanto a una serie di discipline comuni a ogni percorso liceale, l'allievo trova specifiche aree didattiche, pittoriche, plastiche, geometriche, architettoniche, grafiche di design, moda, gioiello, industriale, audiovisivo multimediale, atte ad arricchire le sue potenzialità creative. Per affrontare con successo il percorso di studi è indispensabile organizzare bene lo studio domestico, considerando che la scuola richiede 34-35 ore settimanali e 2 rientri pomeridiani. Solo lo studio e l'applicazione non sono sufficienti. Per essere un artista o diventare un bravo designer occorre talento. Oltre allo studio, a livello liceale, nelle discipline umanistiche e scientifiche, italiano, inglese, filosofia, matematica e fisica, scienze e chimica, fondamentale è l'interesse per la storia dell'arte, indispensabile alla fruizione dell'opera d'arte e per le arti in genere. Indispensabile è amare il disegno a mano libera e geometrico, che è alla base di qualsiasi studio artistico. Possedere capacità manuali, avere gusto estetico e del colore, senso critico, abilità visive bi- e tridimensionali, fantasia e curiosità. Inoltre bisogna essere disponibili a fare e rifare un progetto fino a quando non è completo e corretto, avere pazienza e rispettare i tempi d'esecuzione. Al termine del percorso, lo studente conoscerà l'iter progettuale che, partendo dalla progettazione e attraverso diverse fasi, giungerà alla realizzazione del prototipo o del modello passando attraverso l'apprendimento della metodologia, della conoscenza tecnica e dell'utilizzo dei nuovi strumenti operativi. Le discipline progettuali e i laboratori di indirizzo lavorano in sinergia per ampliare ed approfondire le conoscenze e l'uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali. Attraverso lo studio della specifica metodologia progettuale e la relativa attività laboratoriale dell'indirizzo studiato, lo studente alla fine del quinto anno avrà acquisito la capacità di ideare, progettare e realizzare opere artistiche e oggetti di design. L'alunno avrà la piena conoscenza di tecniche e di materiali tradizionali e contemporanei, di software specifici dell'indirizzo, curerà l'aspetto estetico-comunicativo del proprio progetto con competenze espositivo-grafiche, utilizzando le diverse metodologie di presentazione, tavole da disegno, modelli tridimensionali, modelli virtuali, slideshow, animazioni, fotomontaggi. Lo studente è formato attraverso un percorso di orientamento per affrontare gli studi successivi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il diploma di liceo artistico consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi dell'Accademia di Belle Arti e ai corsi post-diploma in ambito artistico. L'allievo, alla fine del corso di studi, potrà altresì optare per quelle attività lavorative che richiedono competenze specifiche e creatività presso realtà produttive specializzate nel settore dell'indirizzo di studio prescelto e nei laboratori artistici in generale.